Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati in un'altra puntata su Rondo Total War, una guerra civile ormai in fase di recessione, ormai la Spagna è principalmente sotto il nostro controllo, loro potrebbero sfuggirci ancora per le direzioni diciamo più estreme, quindi per questa parte bassa e per questa parte alta, ma ormai il centro è nostro. Sembrerebbe che abbiano i secessionisti solo un esercito, almeno quello è quello che noi vediamo, e quindi cercheremo con queste due legioni di dare battaglia proprio in questa zona. Tra l'altro a sud finalmente sono arrivati i rinforzi che stanno pian piano riconquistando tutta la parte africana. Ora abbiamo catturato Siga, e ci appropinquiamo per andare verso Tingis. Nella parte invece della Partia la guerra sta andando a gonfie vele, come vedete i nemici si sono diciamo concentrati in questa zona, ma ormai abbiamo sfondato completamente, abbiamo raggiunto l'altopiano, lo stiamo occupando in maniera centrale, mentre a sud gli insediamenti che abbiamo liberato stanno veramente dando un fastidio atroce ai parti che non riescono a stare dietro a tutti questi attacchi. Quindi diciamo che li stiamo proprio dividendo in due tronconi, e questa divisione farà sì che questi luoghi poi vadano incontro a un soffocamento delle varie truppe, insomma. Tra l'altro noi abbiamo mandato anche Roma a nord, se non erro, nella scorsa puntata, proprio per evitare che i parti abbiano ancora accesso al mare. E infatti, come vedete, c'è la legione che adesso sta subendo un po' di attrito, che sta per appunto mettere sotto assedio, che sta in assedio, in assetto di guerra, proprio per attaccare la Fanagoria, questo insediamento, per eliminare, togliere dal mare i nostri nemici. Dopodiché con le navi disponibili possiamo tranquillamente spostarci in lidi più accoglienti. Qua purtroppo su Fasis non abbiamo ancora il controllo, ma come vedete Roma ha mandato questa legione che arriverà qua sul confine, ma in realtà l'obiettivo è quello di catturare Fasis quando fra 2 turni andrà in rivolta, e questa rivolta deve essere subito sedata, è riconquistato l'insediamento e convertito poi a Roma. Qui invece con questa legione, la prima italica, storica legione ragazzi, storica legione di questo gioco, storica, andrà a liberare tutti gli insediamenti dei parti che non ci servono per quanto riguarda la conquista dei territori, diciamo per quello che ci siamo detti nella puntata, tra l'altro abbastanza recente, degli obiettivi di Roma in questo gameplay. Quindi ragazzi, sotto a chi tocca, poi ci sarà finalmente lo spostamento a nord e l'invasione del nord con la cacciata dei germanici, e poi anche l'invasione della Britannia, ma sarà probabilmente verso la fine. Allora ragazzi, io direi che abbiamo un sacco di risorse da dover spendere. Io le utilizzerei sicuramente per rinforzare un po' le triremi che ci sono stati molto utili, però qualche nave io la prenderei visto che abbiamo tanto denaro. Dobbiamo stare attenti perché siamo vicini a una ribellione totale cioè a un'altra crisi, però secondo me riusciremo a gestirla. Vedete, addirittura posso fare provoca per dare inizio a una secessione, perché l'obiettivo, ragazzi, sarebbe quello di salire di influenza. Io potrei provocare questi in modo tale da poi creare l'impero, però ragazzi, non affrettiamoci. Guardate l'Egitto, tra l'altro, quante armate sta spawnando. Secondo me hanno una mezza intenzione di farci fuori. Tra l'altro ricordiamoci che abbiamo ancora Rodi che ci dà fastidio, e abbiamo in previsione il fatto di dover, infatti non possiamo neanche fare la pace, di dover arrivare fino a lì. Anzi, avevamo detto, vedete che ho sbagliato, perché avevamo detto che in realtà con la flotta saremmo andati a scortare la legione nona Rapax, e poi con la legione nona Rapax saremmo arrivati a conquistare Rodi e finalmente andare a liberare Rodi da questo popolo che
cioè è all'interno, sono i legittimi proprietari, ma sono estremamente come si dice, contro di noi. Quindi noi adesso andremo a rovesciare il governo e mettere su qualcuno che ami Roma. Qui invece non possiamo fare più nulla, ormai sono arrivati i difensori delle varie cittadine, dei vari avamposti. Quindi non è che ci sia moltissimo da fare. Qui siamo già 20 su 20, va bene. Qui non possiamo avvicinarci, possiamo comprare delle triremi, ma in realtà poca roba, quindi no. Allora andiamo a potenziare magari delle strutture magari verso Roma. Tra l'altro vi ricordo che stanno spawnando le caserme delle corti anche, che sono molto molto importanti. Allora andiamo a sviluppare questa non l'avevo mai sviluppata, male. Andiamo a fare il mercante di vino, che ci serve, e anche questa struttura qua. Rimaniamo con 6.000, io direi che per ora va bene così, non esageriamo con la spesa, anche perché appunto voglio tenermi i soldi, anche se il prossimo giro ne becchiamo, ne becchiamo. Qui non abbiamo nulla da fare, ok, perfetto, allora possiamo giocarci tranquillamente, signori, l'assedio di Fanagoria, mamma mia, che nome. Allora, sono belli difesi, ma noi abbiamo un'artiglieria che sicuramente ci darà una mano, sono tante navi. Secondo me l'assedio lo portiamo a termine. Abbiamo tanta cavalleria, quindi dovremo giocare di cavalleria. Anche loro hanno la cavalleria, ma vabbè, proviamo ragazzi. Nulla ci vieta poi di arretrare e di portare qui le navi per aiutarci nell'assalto. Oppure effettivamente, perché rischiare? Ci portiamo le nostre navi. Nel prossimo turno. Perché rischiare? Effettivamente. Questi sono tutti arcieri, quindi in realtà con la mia cavalleria li farei fuori, che ne ho tanta. Fatemi vedere, scusate. Fatemi vedere un attimo. Se questi sono tutti arcieri, quindi li farei fuori velocemente. Ci sono queste unità che sono pericolose, ma niente di che. Dai, proviamo l'assalto. Ormai è deciso, signori. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo di mettere un like per sostenere la serie. E anche un commentino, perché no. Ok, iniziamo lo schieramento. Dobbiamo avere l'artiglieria libera di poter tirare. Guardate, qui c'è una bellissima collinetta per l'artiglieria. Assolutamente. Un po' distante forse, ma secondo me se li attiriamo ce la facciamo. Un po' distante effettivamente, però. Allora arrivano, in realtà il range è abbastanza buono. Però magari no, sentite, dobbiamo... Non lo so. Allora, partiamo da dietro, dai, dopo vediamo. Allora, la cavalleria deve subito andare alla ricerca dei marinai. Io credo che i marinai sbarcheranno in questa direzione. Quindi le dividiamo, le due cavallerie. Mi sarebbe piaciuto avere un'artiglieria in più, purtroppo non ce l'abbiamo. E poi qui davanti tutta la fanteria con gli uomini. Allora, mettiamoli qua. Anzi, li mettiamo piuttosto indietro. Perché se l'artiglieria fa il suo dovere non dovremmo avere problematiche. Mettiamo loro da questo lato, tipo qua, che ci proteggono il fianco da questa zona qui. E anche gli avvocati, vabbè, li mettiamo qua. La cavalleria la mettiamo qua, il generale. E qui c'è il tiro, che aspetterà anch'esso dietro le linee. Ok, iniziamo la battaglia. Sono tutti da questo lato. Ho mancato il lato. Quindi spostiamoci. Anche col generale a questo punto. Diamo lo stop all'artiglieria. Non fare fuoco a volontà.
Attenzione a questi perché potrebbero essere in pericolo. Vediamo un po' cosa succede. Allora, portiamoci in avanti. Magari informazione, per favore. Anche voi. Portatevi in questa posizione. Voi qua sopra che c'è un piccolo rialzo. Forza, formazione e tutti avanti. E voi li seguite. La nostra artiglieria è pronta, ma... Ah sì, arriva. Arriva, ma... poco in realtà. Porca miseriaccia. Ci manca pochissimo. Vediamo se la spostiamo leggermente più avanti. Vediamo, però non lo so. Anche voi in testuggine e vi portate un po' più avanti. Ok, nel frattempo è arrivata la cavalleria. Andiamo a esplorare un po' queste zone. Generale nel mezzo che magari coordina. Qua c'è un bel malloppone di gente da colpire, ma sono proprio al limite secondo me. Fatemi vedere. Sono proprio al limite. Aspettiamo che avanzino, oppure ragazzi avanziamo noi. Cioè, cosa dobbiamo fare? Vuol dire però spostare tutte queste legioni, Vabbè. Niente, dai, le spostiamo a questo punto. Saranno sicuramente più veloci loro. Voi avanzate, scendete dalla collina a questo punto. Andiamo avanti. Ok, tanti sono sbarcati, ma non la maggior parte. Ok. Adesso fatemi vedere gli scorpioni dove arrivano. Sì, allora arrivano abbastanza bene. Spostiamoli leggermente più di qua, perché qui ci sono i cespugli, non vedono bene. Spostiamo un po' il tiro. E secondo me tanta roba. Eccoli qua. Allora stanno iniziando ad arrivare verso di noi. Ora. Ok. Dai, giratevi e tirate. Attenzione a questi. Ok. Queste sono le due cavallerie. Tirate sul centro per favore, perché fate un sacco di danni. Attenzione. Ok, ci tirano. Anche qua ci tirano, ma noi ce ne freghiamo. Un po' più indietro per favore per ora. Serrate i ranghi. Voi da questo lato. Attenzione, perché non mi piace mica tanto questa situazione che si sta creando. Loro sono molto vogliono molto lo scontro con noi. Qua rimanete così. Ragazzi, qua dovete andare. Tiriamoci. Schiacciatini, Schiacciatini. Qua ripieghiamo. Non è il caso di andare contro il muro di lance. Attenzione qua. Via. Portiamo via le macchine d'assedio. Le mettiamo proprio qui sopra. Allora a questo punto. Attenzione. Qua ci hanno preso. Allontanatevi. Ok, tirate su questi. Ok, staccati tu. Staccati. E vai a intercettare questi. Ma questi ragazzoni. Vieni qua. Madonna che ignoranza questi qui. Allontanatevi. Qua continuano a prendere il fuoco, ma fa niente.
Ok, adesso è il momento di attaccare con la cavalleria. Ok, loro si sono overestesi e quindi è il momento buono. Ricomponiamo l'artiglieria, per favore. Ok, qua gli stiamo facendo esaurire tutte le frecce. Ok, qui stiamo andando bene, benissimo. Ok, ora di qua per favore. Anzi, tutte e due verso di qui. Ok, cavalleria ha fatto il giro. Vai ragazzi, seminate il panico. Seminate il panico. Ognuno un obiettivo diverso, per favore. E seminate il panico. Ok, scioglietevi e rientrate. Ah, questi mi preoccupano. Ok, questi hanno finito le munizioni, purtroppo. In realtà un po' tutti i Veritas hanno finito le munizioni. Mettetevi di qua e pronti per attaccare. Senti questa artiglieria qua. Ecco qui che c'è lo scompiglio. Ok, perfetto. Andiamo avanti. Vai ragazzi, forza, attaccate. Ok, ottimo. Qui purtroppo siamo sacrificati per difendere l'artiglieria. Ok, artiglieria pronta. E l'artiglieria tira su questi, per favore. Mamma mia, che frecciata. Anzi, che sassate. Vedete questi che scappano. Forza, cavallerie. Forza. Voi tornate indietro. Ok, cavallerie stanno facendo il loro lavoro. Perfetto, hanno spazzato tutti. Perfetto. Tutti hanno spazzato le cavallerie. Ottimo. Dai, contro di questi adesso. Ottimo. Mamma mia che tiro. Un sacco di perdite per il nemico. Ok, perfetto. Perfetto. Ok, vai. Tutta la cavalleria a inseguirli. E ok. E la partita, signori, è vinta. Ok, questi ci tirano ancora, sti maledetti, a cavallo, ma adesso giriamo. Giriamo questi, vi facciamo il culo a stelle e strisce. Voi intanto andate a occupare, deve occuparvi del generale nemico. Ok, anche voi per favore. Ok, il generale si è dato alla macchia e voilà, tutti andati alla macchia, perfetto. Terminiamo la battaglia, vediamo com'è andata. Effettivamente con la marea di cavalleria che avevo, 145, pensavo un po' meglio, vi dico la verità, ma secondo me il fronte che hanno fatto è stata una giusta tattica, volevo venirmi incontro, ma poi la loro elevatura era quella che era, insomma. Ottimo ragazzi, città conquistata e la andiamo a liberare perché non ci serve per questa campagna storica che stiamo giocando, quindi la andiamo a liberare. E voilà, la liberazione è tanta roba. Vediamo se riusciamo subito a legare questa cittadina a noi. Ma secondo me sì. La rendiamo stato cliente. Ah, non vuole. Però se gli do accordo commerciale moderato. Vediamo. Ok, perfetto. Accettato di essere il nostro stato cliente e anche nostro partner commerciale. Questa è un'ottima cosa. Abbiamo conquistato perfetto la cittadina e ora partiamo alla liberazione, alla volta della liberazione di quest'altra. Perfetto, abbiamo... Ok, perfetto. Ok, vediamo se... no, non ci amano. I suebi ci amano sempre di più. Sono proprio innamorati i suebi di noi. Peccato che... andremo poi allo scontro. Vediamo se c'è qualcun altro che... ci può dare qualcosa. Loro chi sono?
Non ho il commercio con loro. No, perché non... Ah sì, adesso sì. Allora, vi chiedo... Soldi però, per commerciare con Roma. Alta. Ehi. Dai. Dammi 6.000. Sono contento. Commercio con te. Vediamo quanto vale il loro commercio. 914 a turno, ragazzi. È un bel prendere. È un bel prendere. Questi chi sono? I pirati. Sì, dovremmo prima o poi far fuori anche loro. Ora, ragazzi, la situazione si è un po' invertita perché adesso tutte le navi loro soffriranno. No, non sono loro. Esatto, come sta soffrendo quella. Quindi, questi adesso io li posso portare in questa direzione. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Un alleato, perfetto, che mi copre comunque tutto questo sentiero, questo polo qui. A me non interessa avere altri poli a disposizione. Voglio solo togliere dalle scatole questi maledetti parti. Fosse stato così facile per Roma conquistarla anche nella realtà, probabilmente adesso ci sarebbe l'impero romano ancora. Comunque, abbiamo tanto denaro. Siamo messi abbastanza bene con le truppe. Non vedo l'ora di sbarcare e di spingere in questa direzione con le nostre legioni. Vediamo come si comporterà il gioco con la nostra avanzata. Qui una spia a nord. Allora, alleanza difensiva, ce la propongono ancora. Io onestamente di fare l'alleanza difensiva no. Non posso neanche commerciare con te, mio caro. Rifiutiamo. Io non so cosa farci, ragazzone. Signori, tentano il colpaccio verso le zone di Roma. Non sono full, però non sono neanche li sto difendendo dalla parte. Non sono neanche diciamo 4 cagatini. Allora, ritiriamoci verso la città di Ektabana. Dietro al fiume ci siamo messi. Ok. Wow. Wow, wow, wow. Allora, grado aumentato del veterano, andiamocelo a vedere, giusto per tasse mancanti, banditismo, va bene, di tutto. È morto un politico, va bene. Burdingara bassi fondi, scusatemi. Perché? Ah, vero, avevo... Come secessione? Come secessione? Un'altra? Oh. Ah, forse che siamo imputabili di secessione. Ah, però effettivamente siamo rimasti in 2. 60%. Scusate, ma io per diventare impero ho bisogno del 65. Ok. E chi è che si è ribellato? Scusate. Secessione. Ma dove? Ma dove? Fatemi vedere dove, scusate. Ah, Petra si è unita al nemico. Petra si è unita al nemico, va bene. Peccato perché Petra è una roccaforte militare. Quindi il fatto che Petra si sia unita potrebbe darci qualche problemino. Allora, abbiamo questa legione qua pronta, nel caso a partire. E potrebbe scendere. Cambiamo i piani, lasciamo stare Rodi per ora.
e li teniamo sotto controllo solo con la flotta a questo punto. Allora entriamo in porto e prendiamo i nostri e li mandiamo giù. Quanto ci impiegheranno? Beh, neanche tantissimissimo, Dai, facciamoli partire. Ok, sono partiti. Tra l'altro facciamo brutto anche gli egiziani, che insomma... Dai, ci è andata bene, dai, alla fine la secessione è stata poca roba. Poca roba. Abbiamo mantenuto ancora tutti. Qui non vedo più la legione... Ah, poca roba, mica tanto. Poca roba, mica tanto. Entriamo qua dentro. Abbiamo perso una legione, ragazzi. Che abbiamo perso? La settima Concordialis, anche questa legione storica. Niente, ce ne stiamo qui all'interno e preghiamo il buon Gesù. Allora andiamo a questo punto creare delle forze, anche se Cesifonte non è proprio diciamo non è proprio la città migliore del mondo, però va bene, ci creiamo delle nostre forze, vediamo un politichino. Allora sì, per forza dovremmo ripristinare la tradizione. Potremmo permetterci addirittura dei generali, però no, andiamo sui politici perché a noi piace il rischio della rivolta, signori. È così. Questo sembra abbastanza forte. Dai, prendiamo lui, ripristiniamo la tradizione, la vulcanica. Lo reclutiamo a difesa della città. E gli facciamo reclutare le nuove truppe. Perché, signori, dovrebbero esserci delle nuove unità. Fatemi vedere. Livello 3. No, allora forse no. Non le ho ancora sbloccate. Va bene, comunque. Allora, no, ho sbagliato. Qua. Allora, prendiamoci delle unità nuove. Prima di tutto la corte. Poi ci prendiamo... Sarebbe bello fare degli arcieri qua, per provarli. Perché fanno proprio schifo gli arcieri. A parte la portata, che è veramente qualcosa di assurdo. Potremmo fare un esercito un po' misto. Queste invece sono... Allora, presentano il tiro. Hanno anche un morale di base molto alto, Armatura scarsa. No, alta, l'armatura abbastanza alta. Però hanno, vabbè, bonus di carica, non male. Però secondo me la cavalleria, a meno che non sia una cavalleria particolare, deve stare romana. Quindi ci mettiamo le reclute. Ci mettiamo i legionari corazzati. Abbiamo finito purtroppo la popolazione. Quante ne posso prendere? Ok. E ci mettiamo così. Così già 9. Non male, in un turno 9. Ok. Vabbè dai, poteva andare peggio, poteva andare peggio. Semplicemente si sono ribellati. Allora, noi portiamoci avanti, andiamo a conquistare questo ponte che è fondamentale per bloccare il passaggio ai nemici. Ok, non ci fa una grande visione, però vabbè. Qua ragazzi sarà difficile entrare, ma è molto più facile attaccare invece qui. Allora mandiamo avanti loro. Li circondiamo e poi avanziamo in questa direzione dietro di loro a supportarli e li attacchiamo definitivamente. Direi che sono spacciati, cioè c'è poco da fare. Io vado in modalità di protezione, ma questa città è spacciata completamente. Non più ribelli in Africa. Abbiamo recuperato l'Africa, perfetto. Aumentato anche il generale, il grado, scusate, del generale, perfetto. Ah, nuovo generale questo, di nuova concezione, ok. Perfetto. E lo potremmo già portare in attacco per attaccare Gades. E io onestamente lo farei. Gli diamo un'unione tra cavallerie perché insomma non è il massimo. E portiamoci già in uno slancio audace contro i nostri nemici. Qua siamo stravittoriosi. Inutile andare a giocare.
Se vado in modalità aggressione me ne salvo di più. Bene, andiamo in modalità aggressione. Ma ci può stare, perché l'impeto proprio, che si siamo lanciati dall'Africa fino in Spagna. Ah, cavalleria ha subito un po' di colpi. Andiamo a occupare. Perfetto, abbiamo anche potenziato la legione, che adesso ci fa una... Allora, più 3 all'abilità difensiva, però in realtà loro sono stati molto aggressivi, quindi andiamo sull'aggressività e facciamo movimento, loro hanno di truppe, aspettate, loro che truppe hanno? Tanta cavalleria, quindi gli diamo il movimento a questo punto, non il tiro ma il movimento. Oppure anche il numero di prigionieri di guerra, non sarebbe male. Non sarebbe male, però no, dai, diamogli questo perché ci potenzia un po' anche i cavallini. Abbiamo ripreso Gades, ottimo, che fa il paio con questi, ottimo, ottimo, ottimo. E abbiamo liberato anche tutta questa zona, vediamo che effettivamente non abbiamo più... abbiamo tolto la possibilità al nemico di passare e prenderci Cartago Nova che ormai direi che è abbastanza anche ben difesa, qui potremmo addirittura andare sull'ordine, aumentare l'ordine pubblico, ma non ci interessa. Questa legione per ora la convertiamo in imboscata. E anche questa io direi che gli facciamo fare un'imboscata sul ponte. Ok. Il gradimento qui non è tantissimo. Toletum, fatemi... Ah, perché Gades e Toletum, va bene, le abbiamo appena liberate. Dobbiamo recuperarci queste tre, che se non erro, queste due, e forse anche Corduba, erano delle fortezze. Quindi insomma, magari non così semplici da catturare, però direi che per Roma è andata più che bene. E ci siamo schivati anche una ribellione importante. Ok, con i parti, qui adesso è un'incognita perché abbiamo una legione intera che può darci problematiche. Allora, intanto andiamo a sviluppare questa città, vediamo, c'ha la seta, diamogliela d'Arsena. E insomma, un po' così, un po' così. Poteva andare molto peggio comunque, davvero molto molto peggio. Allora, qui le navi sono arrivate nel porto. No, non mi conviene neanche stare qui a potenziare, le lasciamo così, tanto Side è a posto, perfetto. E poi avevo una cittadina, la Burdingala, che l'avevo liberata da sta roba, la devo sistemare. Qui lo potenziamo, tanto non ci cambia nulla. Qui come siamo messi? Livello 2. A breve, signori. A breve. Qui potenziamo anche la caserma. Però la caserma... Però qui livello 2, scusate. Qua non dovrei avere i potenziamenti per i legionari di livello 3. Gli ausiliari più che altro. Però non li vedo. Qui ce l'ho a livello 3. Boh, mi sembra strano, non lo so. Forse qui non ci sono ausiliari in questa... Vabbè, lasciamo perdere. Allora, qui andiamo a potenziarci il veterano. Direi più movimento alla campagna e anche probabilità di successo critico in tutte le azioni. Allora, proprio con questa cosa io vorrei assassinare... Ma 23%, poca roba. Tiro di moneta. Questo è un veterano però di livello basso. Allora, vediamo. Magari riesco a fare qualcosa. Proviamo. No. Assassino non è riuscito. Peccato, vabbè. Sarà il prossimo giro. Voi qui avete fatto il vostro. Scendete un po' per favore. Fatemi vedere un attimo come siamo messi qua. Ecco qua. Qui c'è un'altra
Ok. Altri che ci potrebbero dar fastidio. Ma sabotiamoli, dai. 18%, ma poca roba. Difficile da sabotare. C'è riuscita, grande. Binaria strutta. Ottimo, è anche salita di livello grazie a questa cosa. Un colpo di fortuna. Vediamo. Meno 5 la capacità di movimento della mappa per l'esercito nemico dopo aver sabotato le scorte. Quindi io direi che questo va assolutamente fatta. E poi brucia munizioni. Direi che è d'obbligo. E poi vediamo cosa ci può fare. Ma dai, facciamo sblocca uccidi. E basta, direi che ci siamo. Nel prossimo giro Ectamana riceve un po' di rinforzi. Se non ci attaccano subito dovremmo essere abbastanza coperti. Non siamo messi benissimo con le truppe, però va bene, quello che è ormai è andata. Va bene, andiamo avanti con il fine turno e poi magari concludiamo qua la partita. Ah, mi sono dimenticato, porca miseria. Mi sono dimenticato di quelli. Vabbè. Qui la flotta va verso il Mediterraneo centrale. Ancora questa alleanza difensiva. Guarda, io a un certo punto mi sono anche rotto le scatole, perché te la darei quasi quasi, però no. Continuerai a chiedermela e continuerò a rifiutare. Eccoli qua. Ci hanno mosso, guerra? Non ho visto. Ho capito se siamo sotto assedio. Rischiamo di perdere 2 legioni. Una perché si è convertita e l'altra perché è sotto assedio, Occhio. Patto di non aggressione. Riceveranno questo pagamento. Allora, se è solo per il patto di non aggressione, per me va benissimo. Va bene. 4.000 per il patto di non aggressione, per me va benissimo. Poi bisogna vedere quanto vale la loro parola, però. Io non voglio problemi, quindi. Eccoli. Ci hanno dato. Sì, abbiamo 2 insediamenti sotto attacco. Mamma mia, che disastro, ragazzi. Non abbiamo una legione. Non abbiamo la legione lì. Allora, qualcuno sta ricattando un membro della tua famiglia. Non fare nulla o contrasta le voci. Bah, per 2008 possiamo anche contrastare le voci. Trionfo, un altro generale va in trionfo. Insediamento sotto. Dio, aspettate. Mamma mia, ragazzi. Troppe notifiche. Troppe notifiche. Allora, qua è un bel casino. Intanto qua ci siamo un attimo ripresi. Come sta la popolazione? Abbastanza bene. Allora, si potrebbe ardire di attaccare Corduba tutti assieme, con tutte queste legioni qua. Corduba la possiamo salutare. Qui come siamo messi? Petra per ora non ci sono problematiche. Qui siamo circondati completamente e abbiamo solo 3 unità. Peccato, solo 3 unità, non ho visto le altre. E qui invece siamo messi malino. Vediamo se posso fare qualcosa. Allora, riducendo le munizioni, tanta roba, Riduciamo le munizioni, perché loro, avendone tante di munizioni, cioè tanti arcieri,
Te pareva. Vediamo se... Vediamo se ci arriva lei. No, troppo. Sarebbe stato chiedere troppo. Allora, blocchiamo questi perché non mi piacciono. Secondo me stanno tentando di scendere giù. Ecco, perfetto. Non è il giro buono questo, ragazzi. A fasi si sono ribellati, ma lo sappiamo, mandiamo la nostra legione. Qui mandiamo la nostra legione per liberare l'insediamento. E vediamo un attimo cosa fare, perché no, vabbè, potremmo anche attaccare tranquillamente. Andiamo a ripulire questa zona e poi scendere a Samandar. Ragazzi, che situazione. Qua mi converrebbe a questo punto lasciare la legione, visto che anche loro hanno lasciato qua, e scendere a questo punto, mi verrebbe da dire. E vado in soccorso. Ah, perché qua c'è il veterano. Aspettate, allora facciamo un attimo uscire. No, non posso. Ottimo, mi sono fregato. Vabbè, signori, dai, non è il giro giusto questo, non è il giro giusto. Ci vediamo al prossimo gameplay per capire come comportarci, perché questa situazione qua si sta molto scaldando. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo a una nuova campagna. E noi ci vediamo ad un nuovo episodio. Ciao ragazzi.